Ciao a tutti amici di Matto Scacco, ben ritrovati. Continua questa nostra videoserie dedicata ai bot, ai computer software della piattaforma scacchistica di chess.com. Oggi affronto Natasha, che è un software che simula un giocatore di 2000 punti. Di 4 per me, cavallo F6, le prime mosse chiaramente saranno piene, saremo in piena teoria, il mio avversario decide di giocare G6 e qui cerco di sfidare teoricamente il bot giocando E4 e quindi rientrando nell'apertura est-indiana. Dovete sapere che solitamente un giocatore che possiede 2000 punti su una piattaforma come chess.com solitamente ha un elo FIDE già molto interessante, potrebbe essere in possesso di una categoria, probabilmente la prima nazionale, e chiaramente per raggiungere tale punteggio bisogna essere molto preparati, quindi aver dedicato tempo allo studio, alla lettura, ai videocorsi, quindi soprattutto in apertura sarà veramente difficile e complicato sorprendere il mio avversario. Decido quindi di giocare F3, che qui va un po' contro i principi principali, ok? Ripetizione, va un po' contro i principi dell'apertura. Per quale motivo? Perché muovere tanti pedoni in apertura è chiaramente qualcosa di controproducente, perché di conseguenza si crea un ritardo di sviluppo. La mia idea in realtà è un'altra, cercare di impostare questo schema, che prende il nome di variante Samish dell'est indiana, per avere un centro solido ed essere pronto in futuro a lanciare e a portare in avanti i miei pedoni laterali contro il suo arrocco. A tal proposito continuo il mio sviluppo, perché in alcuni casi cercherò di arroccare lungo per poi attaccare. E5, reazione centrale del mio avversario. Chiaramente stiamo parlando di un software, quindi molte volte i software si basano, soprattutto all'inizio in apertura, su statistiche di partite realmente giocate, e quindi cercano di riproporre e riprodurre queste statistiche. 5 è effettivamente una delle mosse più comuni. La sua idea qual è? Dato che il bianco si prepara ad attaccare, a spingere i suoi pedoni sul lato di re, la reazione deve essere centrale, e a tal proposito E5 riesce in questo. In caso di cattura, ciò che non mi piace è che con molta probabilità sarò costretto al cambio delle donne, quindi mi converrebbe di più che sia lui a catturare, così riesco a piazzare un pezzo al centro della scacchiera. Un alfiere in D4 non dispiace mai se il vostro avversario ha un alfiere in fianchetto, quindi non mi tirerei indietro da questa posizione. Tuttavia, se lui mi cambia, io riprendo con l'alfiere, questa mossa cavallo C6 è molto noiosa, perché già di per sé darà fastidio al mio alfiere. Ricordate che se il gioco è aperto, come in questo caso, cambiare gli alfieri con facilità potrebbe aiutare il vostro avversario. E allora gioco cavallo E2. La mia idea è un po' quella che vi dicevo prima, l'ho annunciata da prima, quindi voglio cercare di spingere i miei pedoni laterali e in caso di cattura voglio posizionare un cavallo verso il centro. In alcuni casi, qualora il mio avversario inizia a essere molto molesto, fastidioso, chiuderò tutto. Chiudo per poi attaccare. Nel frattempo cerco di fare mosse di attesa. Lo schema dell'apertura Samish è molto facile da giocare, perché sono tutte mosse, alcuni dicono sono mossette semplici. Io cerco di creare il mio piano e poi a poco mi espando verso l'attacco avversario. Lui mi cattura, ripresa al centro, voglio roccare lungo, voglio spingere i pedoni laterali. Se il mio avversario fosse umano, dopo la mossa che eseguo adesso, quindi H4, sicuramente ci sarebbe un momento di panico o terrore, perché chiaramente sembra che il bianco sia molto più veloce del nero. Essendo il mio avversario un software, magari questa emozione sicuramente non la vivrà, e dunque si basa tanto sul calcolo. Sempre nell'ottica di giocare come un essere umano contro un essere umano, non mi tiro indietro e porto in avanti il pedone laterale. E a questo punto, per avere una condotta di gioco più facile, io arrocco lungo, anche se un giocatore creativo, tattico, dinamico potrebbe anche approfondire direttamente queste spinte, facendo un po' di attenzione, perché quando questo pedone G andrà in avanti perderà il contatto con F3 e quindi la posizione potrebbe crollare immediatamente per via della cattura in D4 seguita da cavallo F3
scacco, quindi arrocchiamo, arrocco lungo, e il piano è già dichiarato. Il mio piano, intanto su questa cattura riprendo senz'altro gli alfiere, il mio piano è quello di aprire le colonne laterali, in particolare la colonna H, perché è molto facile, io la prossima potrei catturare, e poi creare la batteria torre donna su quella colonna e poi in attacco. C5 da parte di Natasha, alfiere 3, mossa interessante, semplice, perché la mia idea sfianchettare, l'alfiere infiancato è sempre il miglior difensore, e nel mentre si crea una situazione interessante su D6, perché il pedone D6 è pur sempre un pedone arretrato. Allora, vediamo un po' come proseguire. Vado un po' con alfiere H6, cercando di giocare lo schema tipico, rimosso quest'alfiere, ed effettivamente catturo con la donna. L'idea non è altro quella di aprire la colonna H. Mossa furba da parte del mio avversario, che adesso spiazza, lascia da sola la mia donna lì in H6 e probabilmente vuole provare a intrappolarla. In che modo? Forse F6, cavallo F7. Potrebbe sfuggire, a me è sfuggita questa sequenza, non la considero, vediamo se effettivamente è così forte. La sua idea è F6, cavallo F7. Quindi per salvare la mia donna devo fare qualcosa di concreto. Ammetto, è una mossa che mi è sfuggita. Probabilmente pedone per G6 chiaramente avrebbe evitato questa situazione. Vedo che c'è una sequenza tattica. Cosa potrebbe accadere su torre per D6? Su torre per D6 lui mi cattura, io catturo in G5, lui si sposta, vado in F6 e lo si sposterà. Dopo H6 ad occhio c'è un tema di matto abbastanza forte. Vediamo se mi sono sbagliato. Nei peggiori dei casi, alle brutte, cercherò un perpetuo. Su donna per G5 scacco, quello che mi aspetto è cavallo G6, altrimenti secondo i miei calcoli ci sarà una rete di matto. Vediamo se effettivamente mi sono perso qualcosa per strada. Non mi sembra, tanto scacco lo facciamo, il re si sposterà qui e dopo H6 direi che l'attacco dell'apertura Samish è andata a buon fine. Da buon software Natasha adesso gioca le mosse forzate, perché cavallo di 3 scacco io lo catturo e adesso mi aspetto donna F4 scacco. Ok, non è stata così, però come vedete il nero è alle corde, il nero alle corde ha la qualità in più, però è una posizione molto difficile. Bisogna cercare di chiudere da bianco in modo coerente. Deviare la donna porterebbe a temi di matto e allora mi viene in mente torre H3, però mi accorgo che c'è quest'alfiere, ma potrebbe anche non essere un problema, perché quando l'alfiere va via il cavallo subentra in D5 cercando di entrare e minacciare in E7. La mossa che considero risolutiva è questa, torre H5, idea torre G5. In fondo il suo re è lì in trappola e su torre H5 ci sono due minacce, la minaccia di matto ma soprattutto la minaccia della donna. Shine, 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 walking on beams of light, 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 light. Scacco, costretto a darmi la donna. A questo punto situazione di vantaggio, sono soddisfatto perché si avvicina la mia quinta vittoria consecutiva contro i software di chess, scusate, di chess.com, e quindi diciamo che potrei essere considerato un software anch'io. Allora, battute a parte, il giocatore che è in vantaggio materiale cerca di semplificare. Cavallo in D5 con una mossa indietro l'ho eseguita molto velocemente, quindi così. Quando io salto in D5 minaccio il matto in G7 e allora a questo punto lui è costretto al cambio. Lui mi cambia, prendo di pedone. La domanda con quale pedone e perché non di donna. La cattura di donna è senz'altro possibile, qui cercherei di prendere di pedone. Mi viene in mente con il pedone C, rispettando uno dei principi classici del gioco, cercare di portare i pezzi verso il centro, e anche per creare reti di matto. Io mi accorgo che ho questo ingresso in G7 che è abbastanza forte, perché io entro in G7 il suo re dovrà andare a spasso per la scacchiera, e mi accorgo anche che questa torre non ha tante case dove andare, quindi se io l'attacco in via B5, qualora la torre vada in E7, donna G7 porta il matto, e se la torre va in E5 ancora meglio perché la catturo immediatamente.
Vediamo anche che le due torri si tolgono spazio a vicenda. Alfiere B5 è decisiva perché quando questa torre si sposterà potrei catturare l'altra. Comunque ci sono tanti modi per proseguire. Ok, adesso siamo verso le fasi finali. Io catturo la torre, lui prova a fuggire. E a questo punto, va bene, scacco, non voglio pensare troppo. Quindi scacco, catturo il pedone. E la prossima il mio pedone andrà a promozione. Ok, donna F5 e il pedone H decisivo. E5, gioco anche per il matto perché ci sono reti di matto in cui questo pedone controlla le case nere e silenziosamente, senza farmi accorgere, voglio portare la donna per questa strada, questo percorso. L'altro percorso è un po' più concreto, portare tutti i pedoni in avanti e come vedete il software di chess.com gioca le mosse forzate perché un essere umano magari si sarebbe arreso da prima e non avrebbe giocato fino allo scacco matto. Ok, catturo la torre, il re si sposterà, scacco di nuovo e adesso è facile perché promuoverò. In questa fase vado abbastanza rapido perché di mosse vincenti sicuramente ce ne sono tante ed essendo un momento vantaggioso non è necessario giocare per forza le mosse migliori, non è necessario creare situazioni di matto forzate o pensare qual è il miglior matto, come faccio a dare scacco matto in 3 mosse, in 4, in 5 e così via. Ci sono più modi per proseguire, l'importante è cercare di portare a casa il punto senza correre rischi. E a tal proposito darò sempre scacco. Quindi scacco, lui si sposterà. Qui sono un po' sfortunato perché di scacchi non ne ho tanti, c'è questo qui. Però cerco di creare temi di matto, donna C5, scacco matto, imparabile. E allora Nicolò batte i software 5-0 e rivediamo rapidamente la partita. Come vi dicevo, un giocatore col profilo di chess.com sui 2000 punti solitamente è già un giocatore in possesso di un elo fide interessante, quindi una categoria di prima nazionale e sicuramente con una forza di gioco di almeno seconda nazionale. Ho deciso di giocare questo schema Samish dell'Est indiana, molto facile da giocare, quindi per chi non sa come affrontare l'Est indiana potrebbe cercare di metterlo in pratica perché sono mosse e mossette, così come dicevo prima, molto facili da creare. Lo schema è questo, il bianco vuole creare la batteria, prima o poi vuole sfianchettare l'alfiere avversario, nel mentre portare i pedoni H e G in avanti per attaccare. Quindi cavallo di 7, donna di 2 e dopo il cambio centrale ripresa di cavallo è questo qui, esattamente lo schema che volevo realizzare. A questo punto, magari per essere un po' più precisi senza correre troppi rischi, immagino che la mossa più sicura possa essere la cattura oppure arroccare lungo mettendo al sicuro. Io qui ho deciso di arroccare lungo e dopo la ripresa centrale Natasha ha giocato C5 e dopo alfiere 3 l'idea di alfiere H6 è molto forte. A questo punto il bianco già ha svelato le sue carte. Da bianco voglio sfianchettare il nero, aprire la colonna H e dare matto. Questo è quanto voglio cercare di fare. Non sono convintissimo, quindi ammetto che non ho calcolato tanto perché la sequenza della partita non l'avevo considerata e poi mi sono trovato di fronte a una combinazione vincente. Potrebbe darsi, senza calcolare troppo, che la sequenza più forte possa essere la cattura immediata per poi giocare alfiere H6. A quel punto lo schema di attacco potrebbe funzionare. Ad ogni modo, dopo G5 commentavo che bisogna essere veloci perché il nero ha un'idea concreta che potrebbe essere F6, cavallo F7 e la donna bianca in trappola. E quindi calcolando un po' poi mi sono reso conto che c'è questa tattica vincente torre cattura. Se lui non avesse catturato ma magari avesse giocato donna E7 poco importa perché intanto ho catturato un pedone e a quel punto potrei continuare anche con cavallo in D5 attaccando la donna. Qualora lui decida di catturare la torre, esattamente la stessa combinazione della partita, forse un po' meglio perché poi avremo questo cavallo in attacco, altrimenti ci sarebbero stati altri attacchi. Comunque dopo donna G5 re si sposta, scacco intermedio e quindi H6 risolutiva e vincente. Il matto in G7 è inevitabile e il mio avversario è costretto a restituire un cavallo per poi difendere via G3. A questo punto
Qual è il ragionamento corretto? Il ragionamento è questo: il bianco sta meglio, più spazio, c'è un'idea di matto lì in G7 e quindi deve giocare proprio per questa idea di matto. Dal punto di vista materiale abbiamo un equilibrio, perché in realtà potrei tranquillamente anche semplificare, perché ho un cavallo e qualche pedone per la torre, quindi sono soddisfatto anche dal punto di vista materiale. Però effettivamente dopo torre H5 arriva torre G5 imparabile, indifendibile, e quindi la conclusione vincente. A questo punto di modi per proseguire ce ne sono senz'altro molti. Come avete visto, la partita è stata molto lineare e didatticamente valida. E cosa abbiamo imparato? Abbiamo imparato un piccolo schema per affrontare l'est indiana del vostro avversario, e magari provate anche voi, per chi gioca su chess.com, io gioco molto poco su chess.com, a sfidare Natasha e vedere un po' come va sulla sua est indiana. Ok, appuntamento alla prossima. Come sempre vi invito a seguire i social di Matto Scacco e a presto. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!